Una grande scarpa divisa in tre sezioni, su un lato nero emerge la figura di una donna, sull'altro spicca il colore rosso diventato simbolo della lotta alla violenza sulle donne. L'installazione inaugurata nel pomeriggio in Piazza dei Signori a Treviso è opera dello scultore veneziano Giorgio Bortoli in collaborazione con il Politecnico di Stra. Questa statua rappresenta una speranza, siamo ottimisti in questa situazione triste di violenza femminile e quindi il mio pensiero, c'è questa grande mano che sostiene la scarpa e quindi la inalza. La statua vuole lanciare un messaggio di speranza e di ottimismo per una società che sostenga le donne contro la violenza e si impegna a combatterla in tutte le sue forme, non solo il 25 novembre, ma ogni giorno dell'anno. Questa resterà qua una settimana, è un punto di partenza itinerante per tutto il Veneto, prossima tappa a Vicenza in un auditorio per un concerto di Natale, precisamente a Chiuppano, e poi si parla di Mogliano, di Montebelluna e via via varie tappe venete per ritornare a Venezia.